È un pomeriggio come tanti, eppure ha qualcosa di straordinario che ha a che fare con 5 cassette in metallo preposte a contenere dei resti umani. Cassette che sono state ritirate alla caserma dei carabinieri di Solagna e portate a Cimagrappa. Non potevano essere che gli alpini, custodi proprio del sacrario militare di Cimagrappa, a ricevere nelle proprie mani ciò che rimane di 5 soldati, allora nemici, 5 giovani austro-ungarici ai quali è impossibile dare un nome. Oltre ai resti, bottoni, brandelli di divisa, tutti piccoli indizi grazie ai quali si è riusciti a capire che con tutta probabilità non si è trattato del ritrovamento di 5 nostri soldati. Quanto ritrovato è opera del dottor Ceccon, che li ha segnalati all'autorità competente in zona Magnola, Valcesilla, zona Lepre. Adesso quelle 5 cassettine sono già lassù e saranno custodite al sacrario militare in attesa di tumulazione che, ci viene detto, con tutta probabilità avrà luogo il 2 novembre con cerimonia solenne.